Una diatriba su Campo Marso a Vicenza, ma se ho Campo Marso perché il campo era Marso o se ho Campo Marso perché ha a che fare con le esercitazioni militari, il dio Marte, eccetera. Ripartiamo da qui. Campo Marzo o Campo Marzio? Noi di Rete Veneta abbiamo voluto recuperare il confronto con Marzio, un termine troppo in fretta accantonato dopo secoli in cui i vicentini lo hanno utilizzato. Ci sembra giusto rimetterlo in discussione nonostante il termine ufficiale negli ultimi anni sia diventato Marzo, facendolo derivare esclusivamente dal veneto marso, marcio, e negando dunque che possa trarre il suo nome da Campo di Marte. Il linguista Alessandro Mocellin, come abbiamo mostrato ieri, però riapre la porta anche all'antica divinità romana. Andando alla versione veneta, se è possibile mantenere in piedi, diciamo che così, una sana ambiguità tra tutte e due le possibilità. Perché oltretutto, questo qua è un caso particolare, perché si delle possibilità che le si sovrappone una con che altra. Qua a livello semantico, Campo Marso potrebbe mantenere il valore di tutte e due le parole, sia Marso in tel senso di dedicare al dio Marte, sia Marso in tel senso di Marsio. Insomma, il veneto non esclude Marte e il toponimo non può escludere Marzio. Le certezze che hanno negato un termine a favore dell'altro traballano, perché il veneto non è una lingua scolpita, dura, spigolosa, ma è una pennellata di colore che apre e non chiude, che include e non esclude. La nostra foga di etichettare la realtà in maniera stretta, in maniera biunivoca, cioè con solo un riferimento, un significante e un significato, la è un po' una mania che tante volte salta fuori dall'italiano, che moltiplica tante parole perché le settorializza in maniera assolutamente stretta. Invece il veneto ha una tendenza opposta, che è quella di conglobare dentro significati diversi. Alla fine Alessandro Mocellin propone una soluzione salomonica: continuare a chiamare il campo Marzo per far contenti tutti, chi lo fa derivare da Marte e chi lo fa discendere dal presunto marcio degli acquitrini antichi. La mia soluzione per Vicenza, in questo caso qua, è andare avanti con Campo Marzo perché ti impie tutta la baracca. Insomma, Marzo non più e non solo da marcio, ma anche da Marte. Questa ovviamente è la soluzione di Alessandro Mocellin. Noi di Rete Veneta conteremo anche il suo voto nel questionario che abbiamo lanciato e che è aperto a tutti. Ogni vicentino si può esprimere: Campo Marzo o Campo Marzio, Marzo da marcio oppure da Marte come Marzio. A voi la scelta. Che il confronto sia un incontro e non uno scontro, nello spirito della lingua della Serenissima. Grazie a Rete Veneta.